Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player. Ci troviamo precisamente nella nostra nuova regione conquistata e a quanto pare i Dumnoni stanno cercando di riprendersela. Troviamo appunto l'esercito del volere di Andraste con ben 660 uomini al suo cospetto che tenta appunto di conquistare il nostro accampamento. Però come potete ben vedere abbiamo circa 1500 uomini accompagnati anche dalla nostra grande truppa che si ritrova al di sopra della montagna, quindi potremmo anche risolvere automaticamente il nostro assalto. Quindi ovviamente si prospetta una vittoria decisiva, quindi in maniera tranquilla, in maniera equilibrata cercheremo di sconfiggere l'esercito dei Dumnoni. Allora, a quanto pare rimane sicuramente questa unità nemica che sicuramente è stata mandata nuovamente nelle lande desolate della nostra terra. Ok, dobbiamo eliminare necessariamente le ultime flotte e anche gli ultimi eserciti appartenenti ai Dumnoni in modo tale da debellare finalmente questa fazione e dedicarci alla nuova sete di conquista verso nord, quindi verso i nostri briganti e magari anche verso i Caledoni che si ritrovano al di sopra dei briganti. Adesso vedremo. Intanto dobbiamo cercare di sistemare un po' i problemi dell'ordine pubblico all'interno della nostra città. Intanto abbiamo ottenuto una nuova tradizione militare per i nostri vincitori di Obrauco, che sicuramente hanno ottenuto grandi risultati in battaglia. Saccheggiatori. I cieli si squarciano e iniziò a piovere. Gli dei erano furiosi, infastiditi da questa codarda mancanza di azione, provocarono alluvioni che distrussero i raccolti e uccisero molti tra i fedeli del tuo popolo. Wow! Quindi sicuramente gli dei ci hanno considerato saccheggiatori, quindi cerchiamo di stare attenti e di farceli buoni perché per i prossimi mesi ci servirà davvero un ottimo aiuto. Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Intanto in questa parte appunto di oceano, nell'Oceanus Britannicus, ritroviamo una nostra flotta, i Venti di Ferro, che sicuramente dovrà impedire alle terribili onde, ovvero i Dumnoni, di conquistare la nostra capitale, ovvero Camudolium. Vediamo se possiamo avvicinarci immediatamente alla nostra grande capitale. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'ordine pubblico, per adesso stiamo andando alla grande, potete vedere che abbiamo risolto qualsiasi problema anche dopo la conquista della nostra ultima città. Però per precauzione vediamo di inviare innanzitutto un nostro secondo esercito nella nostra capitale per evitare particolari conquiste. Perfetto. Intanto questa sorta di esercito che si ritrova quindi in modalità fortificata, vediamo adesso di rilasciarlo, eccolo qui pronto a muoversi e cercherà quindi di recuperare le forze nel corso quindi del tempo. Intanto spostiamo anche questo esercito a sinistra in modo tale da eliminare questa ultima opposizione appartenente ai Dumnoni. Perfetto, vediamo di avvicinarci. Intanto guardate a nord i temporali che appunto si abbattono al di sopra della nostra Morindum. Vediamo se possiamo eliminare questo ultimo esercito. Mi sa che siamo troppo lontani, dannazione. Dobbiamo usare necessariamente la nostra forza principale. Andiamo. Ecco, sicuramente per ben 10 uomini non basterà la nostra battaglia sul campo e quindi mi sa che dobbiamo utilizzare il nostro assalto automatico, ma magari in modalità protezione per evitare quindi di sporgerci troppo. Ok, aia, un bel calcione nelle parti basse, l'ha messo al tappeto ed eccolo immediatamente distrutto. Ottima vittoria decisiva, mi sa che abbiamo eliminato definitivamente la minaccia terrestre dei nostri Dumnoni. Benissimo, intanto spostiamo questo esercito ai piedi della collina. Bene, allora rimane un'ultima unità navale, eccola qui probabilmente il generale, anzi l'ammiraglio che sta cercando di fuggire oltre il confine. Allora, innanzitutto dobbiamo utilizzare la nostra cara e amata spia, il nostro caro esploratore, date un'occhiata al livello 5 ovviamente di esperienza. Vediamo di utilizzarlo nella maniera migliore. Innanzitutto cerchiamo di eliminare questa dannata spia appartenente quindi ai Dumnoni, magari un bel assassinio con il nostro classico veleno. Vediamo un po' di mettere un po' di escrementi di topo nella sua colazione mattutina. Eccola, attenzione, ferito come al solito, mandato al tappeto per qualche mese. Bene, può bastare. Ok, continuiamo a far avanzare ovviamente le nostre truppe. Per quanto riguarda invece la tecnologia dobbiamo stare attenti. Allora, la nostra economia dovrà essere ben salda, abbiamo circa 7.000 dollaroni nelle nostre tasche e sicuramente altri 2.000 provenienti dalle nostre attività agricole, e questo è sicuramente bene. Però cerchiamo di rafforzare ancora la nostra economia perché ce ne vorrà davvero molto di denaro per sconfiggere ovviamente le 3 popolazioni che abbiamo al nord della nostra Britannia. Allora, io direi di basarci sempre ovviamente sulla nostra economia fertile, ovvero utilizzando la fertilizzazione avremo sempre più ricchezza proveniente dall'agricoltura e ciò è un bene. Bene, vediamo quello che succede. Intanto cerchiamo di basarci su questa fertilizzazione. Benissimo, occorreranno sicuramente 2 turni per risolvere il tutto e magari dopo aver completato anche il secondo anno della nostra economia potremmo magari dirigerci nella nostra sezione militare. Vedremo quello che possiamo fare. Innanzitutto per quanto riguarda il commercio e le finanze, per adesso stiamo
stiamo andando alla grande, ovviamente il carico fiscale è normale, quindi l'ordine pubblico per adesso ne sta risentendo, però vediamo se possiamo migliorare ovviamente le nostre infrastrutture. Vediamo nella nostra Ischia, la città che abbiamo appena adesso conquistato, possiamo addirittura migliorare il bosco di Nodens in qualcosa di differente. Vediamo un po', ovviamente un edificio che ci aiuterà a mantenere l'ordine pubblico, è diminuito ovviamente nelle nostre città perché abbiamo spostato gli eserciti, quindi cerchiamo di rafforzare l'ordine pubblico con un nuovo altare, quindi abbiamo 4 ordini di pubblico in più per turno. Benissimo, 1500 monetine vanno bene. Per quanto riguarda Morindum potremo addirittura migliorare il nostro campo di grano in una bella fattoria, ci darà più cibo, però diminuirà l'ordine pubblico. Dobbiamo farlo adesso in questo momento di assestamento, perché più avanti non dovremo avere più nessun problema. Ok, passiamo il turno, attenzione, giusto, mi ero dimenticato appunto delle tradizioni militari da assegnare. Vediamo un po', eccolo qui, il nostro generale principale sarà colui che ci aiuterà nella conquista dei briganti. Allora, vediamo un po' cosa c'è di interessante. Le difese, orde inesorabile, questo può essere interessante, forse una delle migliori tradizioni possibili. Allora, meno 5% i costi di arruolamento e anche danno in più per le armi nel corpo a corpo, fantastico. Mentre per quanto riguarda il generale rendiamolo, come dire, sempre più astuto, perché ovviamente l'astuzia è importantissima in questi casi. Eccolo qua, più 2 punti all'astuzia e anche un'abilità difensiva per la sua guardia del corpo. Il generale, vediamo di mandarlo immediatamente vicino a questo cerbiatto, eccolo qui, perché vediamo di chiudere la strada a questa dannata imbarcazione. Una cosa importante ragazzi, intanto vediamo di ok, tutto è stato fatto nella maniera migliore, possiamo passare il turno. Bene, 250 a.C., andiamo avanti. Ok, vi volevo spiegare appunto una cosa riguardante la cultura all'interno di Rome 2 Total War, una cosa che appunto non avevo citato nei video precedenti. In pratica ogni popolazione, che sia appunto barbara, che sia romana, ha una particolare cultura che li differenzia appunto dalle altre. Attenzione che intanto i briganti cercano di fare qualcosa. Allora i briganti, il nostro popolo che abbiamo appunto nel mirino del nostro grande fucile, ci propongono un accordo commerciale e ovviamente dobbiamo anche pagare ben 2400 monetine. Io direi l'accordo commerciale potrebbe essere utile, vedremo un po', ci fa guadagnare 115 monetine d'oro all'anno, però il pagamento io non vorrei effettuarlo, quindi una controfferta, vediamo che cosa dicono. Eccolo qua, addirittura vogliono entrare in guerra contro i Dumnoni, di cui ritroviamo solo 3-4 unità disponibili, quindi io direi di annullare ogni offerta con i briganti, che ovviamente avranno solo scopi economici. Allora, la cultura all'interno di una nazione è importantissima, perché se per esempio il nostro popolo degli Iceni ha una cultura barbara, nel momento in cui dovrà andare a conquistare un paese un po' più civilizzato come per esempio i Romani, prima di andare a ripristinare l'ordine pubblico la nostra cultura dovrà essere assimilata all'interno di questa fazione. Ecco perché appunto esistono particolari agenti che sono fondamentali per diffondere questa cultura prima che ovviamente il nostro popolo, il nostro esercito arrivi. Ovviamente l'enciclopedia all'interno di Rome 2 Total War è fantastica, perché permette appunto di scoprire tutte queste come dire, particolarità prima di attraversarle. Comunque ancora i Namneti, che si ritrovano appunto a sud nella Normandia, ci chiedono quindi un pagamento per entrare nella guerra contro i Dumnoni, ma io ovviamente non ne ho bisogno perché ce la faremo. Ovviamente tutti cercano appunto un capro espiatorio per entrare in guerra, cercano sempre di prendere i nostri soldi, però ce la faremo anche da soli. Allora intanto vediamo un po' cosa succede. Ok, i richiami del dovere, cosa succede? I guerrieri del guado, vediamo un po'. Allora, innanzitutto a queste truppe serve un comandante, ora che è morto qualcuno, cause naturali. Allora, vediamo un po', intanto dobbiamo selezionare un nuovo comandante, vediamo un po'. Diamo un'occhiata, capi anziani, appartengono tutti e tre, anzi 2 ai capi anziani e 1 ad altri capi. Ovviamente la fazione come dire, il gruppo sociale a cui appartengono. Intanto rendiamolo sempre nobile eroico, ovviamente un generale a piedi, ovviamente con armi corpo a corpo, e vediamo di selezionare il nostro barbone qui con i baffi alla Teddy Roosevelt. Perfetto. Allora, voglio vedere un po' chi è morto. Meddu, il nome di uno dei tuoi sudditi sulla bocca di tutti. Addirittura. Ok, perfetto. Non è stato un problema, come dire, abbiamo letto suddito acquisisce una notorietà. Vediamo un po' chi è che sta chiedendo attenzioni. Una donna della tua famiglia è stata accusata di stregoneria, addirittura il suo recente arrivo ha segnato l'inizio di una terribile siccità e il popolo teme che sia colpa sua. Probabilmente hanno ragione i nostri cari amici, ma l'augurio -2 all'ordine pubblico per turno, maledizione, quindi la nostra cara amica ci crea problemi, siccità, vediamo di farla fuori immediatamente, quindi in modo tale da risolvere anche le problematiche della popolazione, perché addirittura potremmo anche creare una sorta di rivoluzione. Chi è morto per cause naturali? Dagomaros, vediamo un po'.
Maledizione, non è che era appunto... Ah, perfetto, credevo che fosse appunto il nostro generale principale. Vediamo un po'. Ecco, mi sa che è morto uno dei nostri generali secondari. È una nobile fine. Vediamo un po' il filmato. Bene, siamo stati fortunati che ovviamente non è morto il nostro generale principale, il quale appunto ha maturato tantissime esperienze in questi ultimi anni, però siamo ovviamente dispiaciuti per la morte naturale di uno dei suoi pari e quindi certamente dobbiamo stare attenti alla prossima battaglia. Intanto mi sembra di aver visto un'altra navicella dei Dumnoni qui intorno, forse si è spostata un po' più a nord per combattere ovviamente il nostro popolo. Vediamo se possiamo scendere in mare per distruggere questi dannati proprio da questa parte. Eccoci arrivati, ecco, mettiamoci qui proprio per bloccargli la strada, mentre con quest'altra unità navale vediamo di distruggere le terribili onde che appunto cercano di farsi strada verso l'attuale Normandia. Vediamo se possiamo andare immediatamente dall'altro fianco. Eccoli qua nell'Oceano Britannico, se possiamo risolvere la battaglia tranquillamente. Siamo più del doppio dei nostri avversari, quindi magari una modalità aggressione proprio per affondare e mandare negli abissi la truppa nemica. Bene, mi sa che rimane l'ultima unità appartenente ai Dumnoni, si ritroverà dall'altra parte. Adesso vediamo sbarrare la strada. Intanto un grado aumentato per il nostro generale, il nostro caro ammiraglio. Vediamo un po' di renderlo, come dire, più abile nelle sue abilità. Ecco appunto l'abilità culturale di cui vi dicevo. Lo zelo è importantissimo per diffondere la cultura all'interno di un paese, però visto che il nostro ammiraglio dovrà vagare appunto per i mari e magari mangiarsi qualche pesce spada, vediamo di renderlo più autorevole, magari riuscirà a pescare molto meglio. Intanto inviamo quest'altra unità navale nei pressi della vendetta di Agrona, eccola qui, intanto anche per offrire supporto. Sicuramente dobbiamo capire quello che sta succedendo nelle nostre città. Intanto ancora l'ordine pubblico è ovviamente sotto la norma. Vediamo di scegliere i nostri eserciti migliori e di inviarli proprio nel bel mezzo dell'azione. Ok, portiamo avanti anche quest'altro esercito. C'è addirittura, come dire, un brigante, una donna vergine di guerra che appartiene al nord. Vediamo se con la nostra spia possiamo fare qualcosa. Un bel assassinio, vediamo se riusciamo a trovare un bel traditore, visto che col veleno feriamo come al solito i nostri bersagli. Vediamo se ci riusciamo. Andiamo. Nemico assassinato, finalmente. Mi sa che la spada è migliore del veleno. Il nostro amico sarà più abile con i coltelli, quindi il nostro grande esploratore adesso lo mandiamo nel nord della nostra Gran Britannia, vicino a York, qui intorno. Ci vorranno, vediamo un po', 2 anni per attraversare tutta questa strada a cavallo, e ci credo, mamma mia. Probabilmente la nostra città da attaccare sarà Eboracum, perfetto. Intanto a Morindum cosa succede? Vediamo un po', mancano ancora 4 turni per la realizzazione dell'altare. Nella nostra città principale potremmo addirittura costruire l'altare di Rosmerta e potrebbe essere molto importante perché ci darà ancora ordine pubblico e sicuramente altra sicurezza dagli agenti nemici. Costa ben 2100 monete d'oro, ne abbiamo abbastanza e vediamo di affrontare adesso i prossimi turni in maniera migliore. Allora, questo esercito ragazzi lo porteremo da questa parte perché ci serve ovviamente un appiglio militare proprio in questa zona, dopo aver eliminato ovviamente l'ultima imbarcazione nemica. Rimane un turno per il completamento della nostra cara e amata tecnologia. Ok, intanto per quanto riguarda gli obiettivi dobbiamo assumere il controllo di 8 insediamenti, ne abbiamo per adesso 3, quindi io direi intanto di conquistare il territorio dei briganti, arriveremo a 4, ovviamente anche i Caledoni accompagnati dagli irlandesi, la Caledonia e Tibernia. Sicuramente sarà una battaglia molto più dura qui nel nord e magari espanderci verso la prima parte della costa francese. Ovviamente hanno anche particolari risorse come il legname che ci serviranno più avanti per la costruzione di particolari infrastrutture. Quindi vediamo di far trascorrere qualche anno per l'assestamento del nostro caro. Bene, è passato solo qualche anno, ma ci fermiamo un attimo perché abbiamo avuto un'ottima notizia. Vi ricordate appunto quella dannata strega che ha appunto fatto finire l'acqua all'interno dei nostri pozzi? È stata appena adesso giustiziata e tutti coloro si sono appunto radunati all'interno quindi del cerchio dove appunto hanno giustiziato la strega, e adesso, come potete ben vedere, la pioggia tardava ad arrivare, ma adesso le minacce ristagnarono nel suolo ancora per qualche tempo, ma alla fine la pioggia tornò e le lavò via, e sicuramente abbiamo ottenuto una caccia abbondante per 3 turni, quindi sicuramente altre unità di cibo presenti all'interno del nostro granaio, e ciò ci aiuterà soprattutto nella crescita della nostra città. Abbiamo addirittura eliminato le unità navali presenti all'interno di questo contesto, abbiamo mandato a picco il sottomarino nemico e abbiamo ottenuto anche un particolare tratto per la nostra imbarcazione numero 1.
ovvero, eccola qui proprio da questa parte, vediamo se possiamo notare il suo tratto, marinai formidabili, avremo più capacità offensiva nel corpo a corpo nel momento in cui assalteremo le navi nemiche. Allora intanto col nostro nuovo esercito vediamo di avanzare, portiamolo da questa parte, benissimo, il nostro nuovo agente cerchiamo di farlo avanzare rapidamente verso il territorio dei briganti. Intanto abbiamo avuto notizie di una dichiarazione di guerra appunto qua vicino. Gli Ebdani hanno dichiarato guerra ai Dumnoni, quindi all'ultima imbarcazione. Gli Ebdani devono essere appunto coloro che si ritrovano a nord da quella parte, e guerra dichiarata dei Namneti. Praticamente i Dumnoni non dovranno esistere più perché proprio li stanno massacrando. Ok, intanto abbiamo ottenuto la possibilità di ricercare qualcosa di diverso, visto che abbiamo finito la fertilizzazione. Io direi per adesso di specializzarci nella costruzione, visto che siamo davvero molto arretrati. Ciò aiuterà la crescita e soprattutto anche diminuirà i costi della costruzione, ovviamente degli edifici principali. Bene, intanto con il nostro esercito per adesso rimaniamo in città perché dobbiamo aumentare ovviamente l'ordine pubblico. Benissimo, cerchiamo adesso di farci avanti soprattutto con il nostro vecchio esercito. Vediamo di metterci proprio al confine per prepararci a un'ottima imboscata proprio da queste parti, però prima dobbiamo vedere che truppe hanno ovviamente i briganti. Allora cerchiamo di andare avanti all'interno di questi ultimi turni di preparazione, prepariamoci quindi a un'ottima campagna di conquista. Mandiamo le unità ovviamente navali da questa parte sul lato destro, perché ovviamente effettueremo un attacco da diversi fronti, non solo dal frontone nord ma anche dal frontone est, quindi uno sbarco navale nei confronti dei briganti e soprattutto un attacco frontale dalla nostra zona principale. Allora mi sa che possiamo passare il nostro turno, siamo nel 248 a.C., vediamo di portarci un po' avanti e vedere un po' quello che riusciremo a fare al termine ovviamente delle nostre costruzioni. Bene ragazzi, è passato qualche anno, sono accadute davvero tantissime cose importanti, adesso vedremo un po' di analizzarle tutte perché sicuramente cambieranno i nostri piani da qui in avanti. Allora, i nostri briganti a nord sono riusciti a conquistare la roccaforte appunto Elidon dei Caledoni, che sono riusciti a fuggire al di sopra di un'imbarcazione appunto nei mari del nord, e quindi i nostri briganti sono riusciti a espandersi, a ottenere un'altra roccaforte che dovremmo sicuramente buttare giù. Allora, visto che nelle nostre città l'ordine pubblico per adesso è un pochino sotto lo zero, stiamo migliorando intanto le nostre capacità di migliorare l'ordine pubblico, abbiamo addirittura l'altare di Rosmerta che è appunto in commissione, mancherà qualche altro turno per completarlo e avremo più ordine pubblico. Quindi il nostro esercito, i guerrieri del Guado, addirittura sta reclutando qualche uomo, possiamo spostarlo qui in centro per migliorare sicuramente per avere più supporto per ovviamente la nostra campagna di conquista. Però tutto da soli non possiamo fare. Se io lasciassi questo esercito, quindi se lo lasciassi andare alla conquista, lascerei sia Morindum che la nostra Isca sole appunto, e quindi potrebbero essere addirittura conquistate. Quindi è meglio agire diplomaticamente e farci magari un alleato in questa guerra per ottenere la meglio. Allora, visto che abbiamo appunto i nostri cari irlandesi, i nostri Ebdani alla nostra sinistra, che potrebbero addirittura beccarci alle spalle e conquistarci l'intera capitale, io direi di agire diplomaticamente e soprattutto intelligentemente. I nostri Ebdani si ritrovano in rapporti molto amichevoli con noi stessi, abbiamo 27 punti in più, inoltre sono felici della guerra contro i Dumnoni che abbiamo fatto, sono felici che ovviamente li abbiamo sconfitti, e approvano anche la nostra affinità culturale perché siamo dello stesso sangue. Allora, iniziamo una bella come dire, trattativa diplomatica. Io direi innanzitutto di creare un accordo commerciale. Vediamo se ovviamente ci darà anche ottimi introiti, però dobbiamo anche come dire, creare una sorta di patto che sia uguale da entrambe le parti. Quindi partecipiamo alla guerra contro i Caledoni, potrebbe farci migliorare ovviamente le nostre possibilità, ma ancora loro probabilità di successo bassa. Io vorrei andare direttamente a un'alleanza militare, vediamo che cosa succede, magari una bella offerta di pagamento, offriamo un pagamento, abbiamo abbastanza soldi, vediamo un po', ben 4100 monetine, ancora possibilità di successo bassa, e parteciperemo anche alla guerra con i Caledoni. Dobbiamo vedere un po' che cosa dicono. Alleanza militare, dannazione, vediamo di offrire anche un bel accordo commerciale. Proviamo, vediamo che cosa intendono dire i nostri ragazzoni. Ancora hanno rifiutato la nostra offerta nonostante tutto. Quindi vediamo adesso di creare, come dire, un'alleanza difensiva. Un'alleanza difensiva è un impegno a sostenere un'altra fazione solo se è vittima di una dichiarazione di guerra ufficiale. Se un membro viene attaccato, i suoi alleati avranno il dovere di partecipare al conflitto contro l'aggressore. Tale accordo può svilupparsi poi in un'alleanza militare, un vassallaggio
o uno status di cliente completi. Ah, ho capito, potrebbe essere davvero un'ottima mossa quindi per scatenare delle guerre o addirittura per difendersi. Bene, allora intanto questa alleanza difensiva teniamola in considerazione. Comunque l'abbiamo analizzata e quindi abbiamo visto che i nostri cari Ebdani non hanno voglia proprio di effettuare quindi accordi diplomatici. Vediamo invece con il patto di non aggressione. Ecco, già riusciamo a fare qualcosa. Il patto di non aggressione migliora leggermente le relazioni ed è il primo passo verso ovviamente la costruzione di buone relazioni. Vediamo che cosa dicono. Hanno accettato l'offerta, quindi abbiamo stabilito una specie di tregua. Basterà per i prossimi anni per ovviamente non farci attaccare alle spalle. Magari più avanti vedremo di concludere una bella alleanza militare. L'alleanza difensiva mi ricorda molto l'unità d'Italia, che appunto quando è stata trovata la scusa per attaccare l'Austria e tutto il resto. Davvero molto figa, magari possiamo rendere la cosa abbastanza simile più avanti. Allora, intanto vediamo un po' quello che possiamo fare. Il nostro caro esploratore per adesso si ritrova in territorio nemico, ha analizzato la situazione, come potete ben vedere gli avversari si ritrovano sprovvisti di esercito perché sicuramente li avranno spostati a nord per confrontarsi con i Caledoni. Quindi intanto dobbiamo avvelenare i pozzi dell'esercito nemico, quindi con un po' di veleno, addirittura intercettare gli ordini. No, però a noi ci serve ovviamente che il nemico abbia il morale a pezzi. Vediamo un po' se ci riusciamo. Sabotaggio militare riuscito, hanno perso abbastanza uomini, circa il 12% delle loro truppe principali, potete ben vedere appunto da quello che è successo, e quindi vediamo di stare attenti con il nostro prossimo esercito. Qui abbiamo addirittura 2 imbarcazioni che ci aiuteranno nel conflitto a fuoco. Bene, io direi ragazzi di iniziare la guerra nel momento in cui siamo messi a posto con il nostro ordine pubblico, quindi cerchiamo di stare attenti. Tanto con la nostra spia cerchiamo di stare anche in allerta, ma mettiamo anche l'altra imbarcazione da questa parte, i voleri di Andraste. Ok, allora intanto la nostra mossa diplomatica è stata fantastica. Non ho mai effettuato accordi diplomatici, quindi ho tentato all'inizio di provare l'alleanza militare, però ho visto che è davvero molto difficile realizzarla. L'alleanza difensiva ovviamente è stata anch'essa impossibile, anche con pagamenti, quindi il patto di non aggressione potrebbe essere appunto uno dei primi passi per la costruzione di un grande impero. Allora, intanto vediamo cosa succede. I Caledoni mi sa che li hanno mandati a picco, quindi l'ultima fazione, l'ultima resistenza del nord della Britannia è stata eliminata. Mi sa che adesso dobbiamo stare attenti perché forse ho visto un altro esercito dei britannici. Questa sarà ragazzi una bella battaglia, anzi una bella guerra, forse una delle più dure che dovremo combattere.